Quando arriviamo nel centro storico di Este, c'è il mercato settimanale lungo via Giacomo Matteotti e sui due lati dell'amplissima Piazza Maggiore. Qui osserviamo la vecchia giostra con i cavalli, la grande pista per il pattinaggio sul ghiaccio davanti al municipio, le piante di betulle, abeti e archi di ramaglie verdi che reggono le solite luminarie natalizie, ma alternati a un bel numero di spaesati e inquietanti orsi polari di materia plastica a grandezza naturale. Niente che spartire con l'austera e sofisticata regalità dei leoni estensi. In questo ampio luogo di passaggio di molti cittadini, il gruppo Stop Odori di Este voleva realizzare un incontro informativo e culturale della cittadinanza estense sul tema degli inquinamenti dell'ambiente che stanno producendo grandi sofferenze e purtroppo anche agli orsi polari oltre che alla cittadinanza locale, con alcuni di noi, rappresentanti di molte associazioni ambientaliste del Veneto, che lo scorso 23 novembre hanno fondato a Padova il Forum Veneto Ambiente, Salute, Solidarietà. L'amministrazione comunale non ha voluto concedere il possibilissimo uso degli spazi di Piazza Maggiore molto frequentata e ha messo a disposizione Piazza Trento, dove di sabato passano invece solo pochissime persone. Così la Giunta Gallana ha fortemente limitato il diritto delle associazioni indicate di realizzare una informativa attiva per e con i cittadini, sancito dall'articolo 21 della Costituzione italiana. Ma niente paura. Noi abbiamo realizzato questo video che è solo una prima rapidissima memoria delle molte significative testimonianze sentite e registrate in Piazza Trento. Buongiorno a tutti e grazie di essere venuti qui nella piazza di Este per esservi uniti al nostro gruppo di Stop Odori. Io sono Alice, una cittadina di Este, ma prima di tutto sono una mamma di una bambina di 7 anni e vi confesso di essere molto preoccupata per il futuro di mia figlia, perché l'aria che stiamo respirando qui a Este, la puzza, nasconde delle insidie che mi fanno veramente molto preoccupare e non so che cosa sta respirando mia figlia e ho paura. Non so cosa viene sversato nei campi e che poi di conseguenza va a inquinare le falde e l'agricoltura e di conseguenza, scusate la ripetizione, quello che poi mangio io ma mangia anche mia figlia. E io sono nata in questa terra e ci sono affezionata e vorrei che anche mia figlia crescesse sana nella terra in cui sono cresciuta anch'io. E mi sono unita a questo comitato perché voglio concretamente fare qualcosa per fare in modo che la terra dove crescerà mia figlia sia pulita, sia non inquinata e libera dalla puzza e dall'inquinamento. Grazie. Noi non vogliamo beneficenza, noi vogliamo basta odori, basta inquinamento. Non che andiamo sui terreni dei campi qua limitrofi e ci troviamo vetri, plastica e se analizziamo ci sono gli idrocarburi. Basta! Basta! Io sono stufa, non so voi, ok? Quindi cari cittadini, svegliamoci tutti se non vogliamo più sentire l'odore. Se no, se vi va bene l'odore, state pure tranquilli nelle vostre case, dormite tranquille. Poi non lamentatevi se ci sono mali incurabili in giro, che sappiamo tutti che derivano anche da questi inquinamenti, ok? Allora io ho 70 anni, non immaginavo mai che Este arrivasse sola merda, diciamo, così. Dove sei? Ok? Perché era una piccola discarica, oggi arrivano camion
da Napoli, Roma. Che cosa ne facciamo noi di quei cami là? Solo per inquinare le nostre terre? Perché la Sesa deve fare soldi, comprare campagne a discapito di chi? Dei cittadini di Este? Allora io dico e ripeto che ogni regione deve farsi le sue discariche e tenersi la merda a casa sua, ok? La Greta, quella ragazza norvegese che ormai è entrata nelle cronache di tutto il mondo, è andata a Torino a trovare quelli che sono contro la TAV, non a caso, perché precedentemente aveva detto che i politici promettono ma non fanno nulla, e allora è andata a Torino da quelli della TAV. Perché? Perché quelli della TAV lottano, e quindi noi dobbiamo capire questo messaggio importantissimo: bisogna lottare, non si può solo enumerare i problemi. Enumerare i problemi non serve a nulla, serve a solo fare qualche rigo di giornale. Bisogna lottare, bisogna mettersi nello spirito e nei fatti della Costituzione italiana, bisogna praticare la Costituzione. Grazie. Allora, dico io, che cosa stiamo aspettando? Malattie e morti sospette, sanità mancante, traffico opprimente. Dove dobbiamo chiedere l'udienza? Dal Papa? Che succede? Cos'è sta puzza? È irrespirabile. Dove sta il sindaco? Il sindaco è proprietario del 51%, è responsabile della salute pubblica, deve metterci la bocca, deve parlare, deve uscire da quella tana. Le agenzie di controllo non ci sono, non si sa dove siano, danno pareri che non si sa perché, non c'è l'ambiente che controlla. Nel mio paese, Santa Margherita d'Adige, c'è un casello autostradale, c'è una bretella che hanno fatto apposta per andare al casello, invece di dirlo da Valancon passano a Santa Margherita e tutte le case tremano, non so quanto durano. 40 41 28 0 85. Ci ha mandato una segnalazione una telespettatrice di Santa Margherita d'Adige, vedete anche le immagini, una frazione di pochi 2000 abitanti di Borgo Veneto in provincia di Padova. Denuncia una situazione non più sostenibile perché sulla strada principale del paese, questa via Umberto I, un continuo via vai soprattutto di mezzi pesanti. Il traffico ovviamente si è intensificato perché in questa zona, sapete, c'è stata l'apertura del casello della Valdastico Sud qualche anno fa e questi sono ovviamente gli esiti. Allora, amministratori che sprecano soldi dei noi cittadini, perché quando è ora le tasse non calano ma aumentano pure le bollette. Non una visione di devastazione del territorio, con pedemontane, mose, scassi avvelenamenti delle falde, avvelenamenti dei laghi, con pesticidi, con PFAS e con tanti altri prodotti di sintesi inventati per risolvere situazioni a breve, mentre producono problemi per le future generazioni. Pensate che nelle zone agricole il 70% degli uccelli è sparito, il 90% degli insetti è sparito. Quindi il cerchio si deve chiudere, ma non in un'economia circolare vergognosa come ha dettato l'Europa, perché vicino all'economia circolare l'Europa parla di crescita. Non si può crescere all'infinito in un sistema limitato come la Terra. Il cancro sta diventando la prima causa di malattie e di morte, superando le malattie cardiovascolari. Ebbene, il 30-40% di queste malattie è dovuto all'inquinamento ambientale. Che ogni comitato ha una sua cultura specifica, conosce il proprio territorio, sa quello che sta avvenendo, ma non è in contatto con tutti gli altri. E allora, se noi invece facciamo questa rete, la costruiamo insieme, creiamo intanto una struttura con una grande cultura del territorio, perché è fatta da gente che ci vive, che lo conosce,
che lo vede ogni giorno, che lo annusa ogni giorno. E quindi questo è l'appello, dobbiamo rafforzare il momento di unità degli ecologisti del Veneto, è questo che noi stiamo facendo e vi invito tutti quanti a partecipare a questa grande rete, perché solo così, stando tutti uniti, e io sono venuto apposta qui per questo, e non sono rimasto da Arzignano, sono uscito dal mio isolamento per capire il vostro problema. Quindi solo così noi potremo fronteggiare strutture come quelle che sono il governo della Regione Veneto, che va cacciato perché sta distruggendo la nostra civiltà. Grazie. Abbiamo fatto nascere questo movimento che è nato, potremmo dire, in maniera spontanea. Io ho avuto un contatto diretto con Lorenzo Donnoli, è un ragazzo che assieme a Mattia Santori ha organizzato il movimento a livello regionale in Emilia-Romagna. Il tema ambientale è un tema molto importante, è un tema che non impegna solo questa città. Io vengo da Monselice, impegna Monselice, impegna tutta la Bassa, le sardine sono venute a Padova, sono venute a Rovigo, ma è importante che siano nate anche qui come movimento nella Bassa Padovana. È importante che noi giovani assieme a voi sosteniamo questa battaglia, perché è ora di finirla che la gente abbia paura di dire la propria voce, abbia paura di parlare, abbia paura di gridare. Ricordiamoci, noi siamo un movimento apartitico, ma faccio solo questa riflessione. Il partito più grande in Italia è l'astensionismo. Questa è la cosa che bisogna sottolineare. La gente ha bisogno di informarsi, ha bisogno di sentire queste manifestazioni, ha bisogno di impegnarsi nel tema ambientale, in qualsiasi altro tema. Ma non è solo questo, è contrastare qualsiasi forma di razzismo, di intolleranza, qualsiasi forma di muro che viene posto dall'ignoranza nei confronti del prossimo e degli altri esseri umani. Ricordiamoci che ci sono dei valori che vanno al di là della politica. Ci sono dei valori che ci devono accomunare tutti quanti, prima di tutto come esseri umani. Io voglio salutare tutte le persone qui presenti, perché oltre a essere persone ormai sono diventati degli amici, perché ogni persona, ogni faccia che io ho qui davanti sono persone con cui ho combattuto portando avanti le loro problematiche all'interno del Consiglio regionale per i problemi che rappresentano, per i comitati che rappresentano. FAS, biogas, discariche, qualsiasi cosa abbiamo lavorato insieme con tantissime delle persone. Quando abbiamo saputo in maniera chiara e definitiva che è inutile che ci giriamo intorno, il PO, l'Adige hanno anche al loro interno, scusate il gioco di parole, una quantità di FAS che noi ci beviamo e che comunque bioaccumuliamo nei nostri corpi, io ho chiesto fosse fatto una indagine a campione su tutta la popolazione regionale per quanto riguarda l'accumulo del FAS. Zero negativo. Questa è questione di un paio di mesi fa, cioè, continuiamo a negare i problemi, non diamo l'esatta dimensione di cosa sta succedendo in questa regione. Io vi ringrazio, lascio il microfono a tante altre persone che devono intervenire e io faccio un augurio a tutti noi perché possiamo vivere meglio nel prossimo futuro. È ora di dire basta! Mandiamoli a casa! Sono stato sindaco per 2 mandati e mi trovo a considerare che l'attuale sindaco è autorità sanitaria locale, perciò ha la responsabilità di rispondere ai cittadini se rischiano la salute. Ieri sera hanno fatto un servizio su Petrolio, sulla Rai, di una bambina che è stata curata dalla leucemia. Quante leucemie si possono curare quando la cura costa 300.000 euro? Quante persone se lo possono permettere quando che invece nei campi e nelle discariche vengono buttati sostanze che sono pericolose? Se noi troviamo nei terreni plastica, vetro e altre sostanze, gli idrocarburi come li troviamo? Le altre sostanze non visibili ma volatili che respiriamo. Cari signori, invece di stare a casa, muovetevi, sensibilizzatevi, perché ci fanno morire. Biogas, motori. Allora, per avere tutti i rifiuti della Campania e di Roma, cosa inquinano nelle nostre strade? Cosa danneggiano i nostri asfalti? Chi ci dà la risposta? Cara signora, venga qui anche lei, se ci sente. Io so parlare, parli anche lei.
Noi chiediamo dunque, e su questo siamo convinti sia necessario continuare a farlo, chiediamo che ci siano dei controlli terzi, quindi accettati da tutti, per verificare la qualità del compost che viene sversato nei campi. Abbiamo qui appunto l'esempio. Allora ci dicono, ci hanno risposto in questo modo, ci hanno detto ma abbiamo gli enti preposti al controllo che ci hanno rassicurato che è tutto sotto controllo, cioè non c'è, scusatemi la ripetizione, non è fuori norma. Allora noi diciamo che se fosse così crediamo che bisogna rivedere anche la norma, cioè la normativa, e benvengano quindi tutte le proposte di restrizioni della normativa, perché la normativa, il fatto che sia tutto a norma non significa che non sia dannoso per la salute. Noi siamo convinti che il problema degli odori sia sentito dalla maggioranza, anzi dal 95% dei residenti ad Este, ma siamo anche consapevoli che è difficile portarli in piazza, che aderiscano materialmente, fisicamente insomma, alle mobilitazioni, ma noi siamo convinti di rappresentare molto più della sindaca la maggioranza dei nostri concittadini. Pensiamo che questo sia un primo passo, il fatto di aver creato una rete di comitati, di associazioni che hanno a cuore l'ambiente e la salute. Domani saremo molti di più. Portate la prossima volta un amico, un conoscente alle riunioni in cui credete. È finito il tempo di non informarsi, di dire ma non mi interessa, perché prima o poi questi problemi sono problemi gravi, ne risentiranno tutti, la nostra salute, il nostro ambiente. Non c'è più posto, non è possibile continuare a finanziare nuovi impianti in un territorio che non ne può più, bisogna cominciare a spegnerne degli impianti, non a farne di nuovi, e ogni volta che si autorizza, come c'è stata adesso la nuova legge che non tiene più conto del camino singolo di quanto butta fuori, ma tiene conto della somma dei camini, perché noi ci respiriamo la somma dei camini, non ce ne respiriamo solo uno, dovrebbe esserci lo stesso criterio nell'autorizzare gli impianti. È un esempio che faccio sempre: se mangio un uovo al giorno, che dicono che il compost è buono, mi fa bene. Se mi date da mangiare 200 uova al giorno mi fate morire. Sempre di uova si parla, di roba buona. Io non metto nemmeno in discussione la qualità della roba, però metto molto in discussione la quantità. Non è che l'aria si ferma, come dire, davanti al castello di Este o davanti alla laguna. Abbiamo un'area continua che riguarda tutta la pianura padana, che è di scarsissima qualità. Ce ne rendiamo conto, lo sappiamo e lo sentiamo anche dentro i nostri corpi, perché io vi chiedo, vi faccio una domanda un po' provocatoria: siamo quello che mangiamo e siamo anche quello che respiriamo, no? Mi chiedo, cioè è importante quello che respiriamo 30.000 volte al giorno, c'è una continuità di flusso di aria che passa attraverso di noi. È un'aria di scarsissima qualità, pessima qualità, che ci fa ammalare. Se poi ci mettiamo anche questi elementi, questo particolato, che inviterei qualcuno a sniffare, ma nessuno lo farebbe qui di fronte a noi, tutto si somma e respiriamo continuamente questi elementi, particolati, idrocarburi, diossine, tutte parti che sono diffuse nell'aria. È anche quello che deriva anche poi da discariche, e quelle discariche sono molto spesso anche vittime di incendi i quali non sempre sono fortuiti, anzi alle volte sono quasi provocati. In questi incendi, che sono diffusi in tutto il territorio italiano, si diffondono poi nell'aria inquinanti. Quindi sommate la biomassa, sommate gli autoveicoli, sommate quello che viene dall'agricoltura, sommate tutti questi elementi, vedete che la situazione non è così confortante. Ed è soprattutto diffusa, non riguarda solo voi, e oggi siamo venuti qui da Mestre per testimonianza che siamo tutti insieme su questo fronte. Però io parto sempre dal presupposto che queste iniziative devono essere apartitiche e apolitiche, perché si tratta di una coscienza e di avere amore per il territorio e per le generazioni future, al quale non stiamo dando e lasciando assolutamente niente, se non il peggio del peggio. Sono rimasto molto deluso perché non vedo amministratori, sono rimasto deluso perché questa piazza doveva essere strapiena, perché si tratta del territorio e della salute delle persone.
visto che non siamo rassicurati da nulla, perché io ho fatto una richiesta di accesso agli atti al direttore generale dell'USL 6, ho fatto una richiesta di accesso agli atti a questa amministrazione insensibile e che a nessuno sta dando retta quando si parla di ambiente e salute pubblica. E ci hanno risposto come all'ultimo consiglio comunale con una non risposta a un giro ampio di discorsi senza andare proprio sul tema e dare delle risposte concrete. Il registro antitumori avevo chiesto l'indagine epidemiologica, avevo chiesto delle serate pubbliche per spiegare questa indagine epidemiologica a chi ha delle conoscenze mediche, non 2 ore di slide con dei dati in contraddizione dove noi non abbiamo conoscenze mediche e poi ci dobbiamo confrontare con dei medici che spesso si riservano perché hanno paura poi che andiamo a dire che queste risposte sono state esaminate con quel medico lì piuttosto che con quell'altro. Io ammiro moltissimo l'intervento dei medici ISDE, che sono veramente dei grandi e vorrei fare un applauso a questi medici. I cittadini devono però essere più sensibili perché non possono sempre sperare che il cancro venga fuori sulla porta del vicino di casa, perché quando certe disgrazie, purtroppo questa piaga sta aumentando sempre più, colpiscono la propria famiglia, vengono a mancare anche le forze per lottare in quel momento lì. E il fatto che non ci diano questi dati sulle esenzioni oncologiche, la patologia 048 e che ci rimandino all'USL 6 e l'USL 6 ci dica dovete aspettare, poi non ci rispondono, ci sono solleciti. Anche il sindaco non ha risposto a questo e mi rimanda all'USL 6, ma forse si dimentica che è l'unità sanitaria locale, il responsabile del territorio, il responsabile della salute pubblica. Dunque, al di là di tutti i colori, per questo non ho detto che ero il movimento prima, perché ci sono persone buone, persone cattive, persone sensibili e persone che non gliene frega niente e seguono una cosa diversa che magari risponde all'etichetta mondo degli affari. Queste cose non vanno bene assieme. Sicché, al di là del colore dell'etichetta politica, sono sempre le persone che fanno la differenza. Sono Cristina Guarda. Mi occupo di temi ambientali, sono agricoltore e in questa occasione avevo davvero piacere di essere qui a Este, ma non per affrontare tecnicamente le denunce che avete elencato benissimo voi prima, ma per lanciare un messaggio, perché io ho 29 anni e ho il dovere di lanciare un messaggio di speranza, anche di tipo politico. Vedete, vengo dalle battaglie dei PFAS, la mia città è una delle città dei tanti comuni coinvolti dalla contaminazione delle acque. Nella prossima settimana affronterò insieme a tanti cittadini la battaglia delle emissioni odorigene dell'Ovest vicentino, per cui gli odori che vivono a causa di emissioni dovute all'attività conciaria. Sto affrontando tematiche in Consiglio regionale molto complicate. L'ho fatto anche riparlando del Basso Padovano, perché c'è un cartello qui che esprime quella che è la denuncia che facciamo ogni volta che si parla di Padova e del Basso Padovano. Il Basso Padovano non è la discarica del Veneto. Non può essere la discarica del Veneto e questo si va ad aggiungere a disagi che voi vivete quotidianamente. Questo è una sofferenza che però noi abbiamo il dovere di trasformare in un moto positivo, in una tensione positiva, perché in questi 4 anni e mezzo c'è un'esperienza costante che ho fatto, che piccole e grandi vittorie non siamo mai riusciti a raggiungerli da soli, né come politici né come cittadini, ma li possiamo raggiungere soltanto nel momento in cui facciamo rete e squadra. Soltanto nel momento in cui giriamo quartiere per quartiere rendendo consapevoli i nostri vicini, senza aver paura di parlare, ma non per forza parlando magari in termini distruttivi. Parliamo pensando che possiamo trasformare positivamente queste situazioni. E questo è il messaggio che stanno mandando tanti gruppi di cittadinanza attiva, tante persone che manifestano anche in questo periodo in queste piazze, che ringrazio perché state riaccendendo un fuoco che negli anni passati avevamo forse un po' perso, specialmente la mia generazione. Invece abbiamo la possibilità di testimoniare che c'è lo strumento che ci può consentire di cambiare la realtà dei fatti in meglio, trasformare positivamente. E questo incontro ci deve dare l'entusiasmo e la responsabilità di farlo insieme. Per cui, guardate, io non sono qui per raccontarvi delle tantissime battaglie del Consiglio regionale, magari avremo modo di parlarne anche personalmente, di seguirci, di incontrarci nuovamente, ma sono qui perché ho necessità di ricaricarmi
e ho necessità di condividere con voi il desiderio di questa trasformazione che io ho davvero nel cuore, ricco di speranza. Vi ringrazio tantissimo e dobbiamo battagliare per un Veneto davvero bello, accogliente e rispettoso. E pulito, sì, giustamente. Buona domenica a voi. Io vi invito a venire anche alle prossime iniziative che faremo, in modo tale che se siamo in tanti risolviamo il problema, se siamo in pochi non risolviamo niente.